Buonasera amici, buonasera, grazie per questo applauso che arriva dal dietro le quinte, ovviamente dagli ospiti, sentite, sono già pronte le nostre concorrenti e ovviamente pronti anche i nostri ospiti. Buonasera e benvenuti a questo secondo appuntamento con Miss in Onda qui su Telefriuli. Questo nuovo progetto, ci avete seguito in tanti la scorsa settimana, questo nuovo progetto che vede l'elezione di una Miss, legata ovviamente al concorso Miss Italia, il concorso più prestigioso che c'è nel nostro paese, anche lo storico concorso, 82 anni di vita, legato a quella che è la città. Quindi la Miss diventa un pretesto in fondo per conoscere le tradizioni, le belle cose che i nostri centri, le nostre città, i nostri paesi vanno a proporvi. Questa sera il titolo assegnato sarà Miss in Onda Rivignano Teor, quindi avete capito che protagonisti con noi saranno gli amici di Rivignano Teor. Io vorrei subito passare la parola però alle nostre ragazze, andiamo subito a conoscere le protagoniste di questa serata, sono 11 bellissime candidate al titolo, io mi faccio da parte perché sapete dobbiamo stare molto attenti nei movimenti per rispettare quelle che sono le normative del Covid, quindi io mi metto da questa parte e andiamo insieme a vedere le 11 candidate al titolo di Miss in Onda Rivignano Teor. A voi! Bellissime e al momento mascherate. Vi dirò la verità, non ho avuto neanch'io il piacere di vederle perché nei camerini rigorosamente vengono mantenute le distanze e ovviamente viene indossata la mascherina. La ragazza poi, ogni concorrente, la sfilerà nel momento in cui uscirà dal backstage per poi affrontare la passerella. Rivignano Teor e con noi abbiamo graditissima ospite Angela Piantoni che è l'assessore della città di Rivignano Teor. Buonasera a lei e poi se ci vuole raccontare i suoi ospiti vicino Buonasera, a lei. Grazie per questa opportunità e vi porto anche i saluti del nostro sindaco, l'avvocato Mario Anzil, che questa sera non ha potuto essere presente. E qui con noi ci sono il pro assessore Andrea Comuzzi, che ci racconterà alcuni degli eventi che abbiamo in serbo e il presidente della Proloco Cuore dello Stella di Aris, che è una delle associazioni molto preziose che abbiamo sul territorio. Lei tra l'altro è assessore alla cultura, quindi parleremo di associazionismo, di manifestazioni, di eventi culturali. Tra l'altro Rivignano Teor sono una città particolarmente ricca di tutto questo e lo scopriremo nel corso di questa puntata. Allora, io mi faccio da parte adesso, perché è il momento di andare a conoscere le nostre concorrenti, le vedremo, come è avvenuto già nell'altra puntata e come previsto dal regolamento, prima con il loro abito, con l'abito proprio col quale sfilano in questa prima uscita, poi le rivedremo con il body ufficiale del concorso. Le ragazze sono pronte, si posizioneranno al microfono e una a una si presenteranno, così andiamo anche a conoscerle meglio. Pronta la concorrente numero 1? Pronta la concorrente numero 1, eccola! Buonasera a tutti, mi chiamo Manuela, ho 24 anni, sono di San Daniele del Friuli e nella vita sono istruttore tecnico in Comune a Cividale. Manuela, concorrente numero 1. Molto bene Emanuele, andiamo con Maddalena, numero 2. Buonasera a tutti, mi chiamo Maddalena Celli, vengo da Trieste, ho 19 anni e nella vita studio architettura al Politecnico di Milano. Molto bene, concorrente numero 2. Andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 3. Buonasera a tutti, mi chiamo Mariam, ho 22 anni e nella vita faccio la pasticcera. Concorrente numero 3.
andiamo quindi con la concorrente numero 4. Buonasera a tutti, io mi chiamo Angelica, vivo a Butrio e nella vita studio allevamento e salute animale a Udine. Numero 4. Io cito più volte il numero perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le nostre concorrenti. E quindi andiamo con la numero 5. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa Cataruzza, ho 18 anni e vengo da Pordenone e studio ragioneria. Molto bene. Concorrente numero 5. Andiamo con la concorrente numero 6. Buonasera a tutti, sono Anna Natali e sono di Trieste, ho 25 anni e studio Scienze e Tecnologie Alimentari a Udine. Molto bene, concorrente numero 6. Ora, non vi nego che potrei, nel dietro le quinte, creare un po' di sobbuglio, però so che c'è Paola Rizzotti prontissima. Io vorrei rivedere, lo dico anche ai nostri amici giurati, le concorrenti, le rivediamo a gruppi di 3, facciamo a 2 gruppi di 3, rivediamo le nostre 6 candidate. Riusciamo a farlo? Non era previsto, è bellissimo, questo è bellissimo, li faccio impazzire, questa sera li facciamo impazzire. Paola Rizzotti, sì ci sono, avete visto, concorrente numero 1, 2, 3, eccole qui, le schieriamo, ovviamente state a distanza e quindi riusciamo. Prego, Manuela, numero 1. Molto bene. Ridiamo il tempo di fare una carrellata anche ai nostri operatori. Numero 2. Maddalena. E quindi Mariam, numero 3. Potete rientrare. Le prossime, che sono la concorrente numero 4, 5 e 6. Iniziamo con Angelica, concorrente numero 4. Elisa, numero 5. Anna, numero 6. Bene. Io a questo punto vorrei portare i saluti da parte di Patrizia Mirigliani, la nostra patron. Rivolgo il mio saluto a tutte le persone presenti ed esprimo soddisfazione e gioia per essere qui rappresentata dalle ragazze di Miss Italia. Viviamo insieme stasera un momento importante del concorso, non siamo semplici spettatori di queste giornate in cui si scandiscono i tempi della riapertura, della ripresa e della rinascita del nostro paese, del ritorno alla normalità. Siamo protagonisti, la storia siamo anche noi, oggi come nel 1946, oggi e lungo gli 82 anni di questo cammino. E siamo qui in prima fila perché non possiamo più aspettare, la bellezza non può attendere, anzi, si riparte da qui. Tutti invocano l'energia, lo slancio che nasce dalla bellezza, dal senso positivo della vita per mettersi in marcia dopo i lunghi mesi di rinuncia e di dolore causati dal Covid. Ci siamo inoltrati sulla strada giusta, ma non siamo ancora completamente al sicuro e quindi responsabilmente rispettiamo le regole ancora in atto.
Allontaniamo però da noi finalmente espressioni come coprifuoco, preferiamo ammirare l'Italia delle regioni in zona bianca e assistere al ritmo spedito delle vaccinazioni che vedono anche i giovani in fila in attesa del loro turno. Plaudo a Martina Sambucini, la ragazza romana Miss Italia 2020 che ha svolto il proprio ruolo con grande dignità in un anno di eccezionali difficoltà. È stata premiata dal mondo della comunicazione e dello spettacolo. Il suo successo per certi versi ricorda quello delle Miss degli anni d'oro. Plaudo alle aziende sponsor e responsabili regionali del concorso che hanno condiviso con me la pazienza dell'attesa, pronti a ricercare le soluzioni per il normale svolgimento delle selezioni. E saluto le 10.000 ragazze che in questi ultimi 2 anni si sono iscritte a Miss Italia. Stiamo studiando le modalità e i tempi della loro partecipazione, come ci stiamo occupando dei dettagli delle fasi finali dell'edizione 2021. Stiamo riprendendo la nostra vita, siamo felici di farlo qui con voi. Patrizia Mirigliani. Grazie Patrizia, tra l'altro vedo delle bellissime immagini sullo schermo e tra l'altro in mezzo alle ragazze che voi vedete in queste immagini c'è una ragazza che sarà ospite con noi, ma la vedremo subito dopo la pubblicità, perché subito dopo la pubblicità conosceremo la Miss Friuli Venezia Giulia 2019. L'altra settimana abbiamo avuto la Miss Friuli 2020, quest'anno 2019, che ci parlerà della sua esperienza, di quella che è stata in realtà l'ultima edizione di Miss Italia fatta in presenza con una diretta televisiva, ricordate, in diretta su Rai 1, poi abbiamo parlato dell'esperienza 2020, ma Jennifer sarà qui con noi, però subito dopo la pubblicità. Eccoci ancora qui pronti per Miss in Onda Rivignano Teor, quindi avete capito che parliamo di queste città, di questi paesi così ricchi di iniziative, ma avremo modo di accennarne più tardi in maniera più dettagliata. Adesso abbiamo qui con noi un ospite, l'avevo annunciata prima della pubblicità, si posizionerà al centro perché andremo a conoscere Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia 2019. È lei! Adesso la facciamo sfilare, la facciamo accomodare, poi nel corso della puntata la intervisteremo come si deve. Dicevo che le foto che abbiamo visto prima di Patrizia Mirigliani con quelle bellissime ragazze era la mostra del cinema di Venezia proprio del 2019, dove le ragazze sono state ospiti, protagoniste di un red carpet. Beh, tra loro c'era anche la nostra Jennifer e quindi mi fa piacere averla qui questa sera perché in fondo sono la miglior testimonianza dell'importanza di questo concorso, della storia di questo concorso e anche delle possibilità che offre Miss Italia. Ed è anche con questa voglia che si presentano tante ragazze, ovviamente. Pensate, avete sentito la presentazione, oltre 10.000 ragazze nell'arco di 2 anni, pur con tutte le difficoltà che ci sono state. Abbiamo conosciuto le prime 6 concorrenti ed ora andiamo a vedere le prossime. Io come al solito mi faccio da parte, Paola Bassi impazzisce per riprendermi per i miei movimenti, ma insomma io cerco di farli lenti. Siamo pronti con la prossima concorrente che è la numero 7, siamo ancora nella prima sfilata, quella che le ragazze si presentano con il loro abito. Prego. Buonasera, mi chiamo Mailin, ho 18 anni, sono di Gemona e nella vita studio grafica. Molto bene. 7, numero 7. Salutiamo la concorrente numero 7 e andiamo a conoscere la numero 8. Buonasera a tutti, sono Erika, ho 20 anni, sono una studentessa all'Università di Udine per studio turismo e abito a Camino al Tagliamento. Ormai le ragazze in questi 2 anni sono abituate a sfilare con la mascherina quasi come fosse un accessorio di moda, oramai riescono a portarlo con molta semplicità. Molto bene, anche la numero 8. E andiamo con la prossima, che è la numero 9. Buonasera, sono Sara e sono di Udine e nella vita studio economia aziendale. Molto bene, concorrente numero 9. Andiamo con la prossima, che è la numero 10. Buonasera, sono Ambra, ho 18 anni e vengo da Povoletto. Ho appena finito il liceo scientifico e a settembre vorrei provare medicina. Molto bene, concorrente numero 10.
Grazie numero 10. Andiamo con l'ultima concorrente in gara, che è la concorrente numero 11. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 17 anni, faccio il liceo linguistico e vivo a San Giorgio di Nogaro. Molto bene, concorrente numero 11. Molto bene anche la concorrente numero 11. 11 ragazze, l'abbiamo detto nell'altra puntata, lo ripeto, le ragazze che riusciamo ad avere ospiti in una selezione come questa sono 10-11, non di più, perché ovviamente noi vogliamo rispettare gli spazi e quindi questo lo spazio adeguato per questo numero di concorrenti. Ovviamente se ci sono delle ragazze a casa o magari dei genitori che vogliono far partecipare la loro figlia a Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, potete farlo semplicemente iscrivendovi sul sito www.missitalia.it, trovate proprio dove cliccare per le iscrizioni, oppure potete telefonare al numero 393 3352 362, risponderà direttamente all'agenzia modashow.it, che è l'esclusivista di Miss Italia nella nostra regione. Quindi se volete partecipare, fatelo. Poi vi spiegheremo anche le modalità di regolamento, perché questa sera avremo anche l'eventuale elezione di Miss Mascotte. Poi vi spiego di che cosa si tratta, che potrebbe riguardare molti di voi che siete a casa e avete un'opportunità in più che vi offre Miss Italia. Abbiamo detto però che questa sera noi dedichiamo questa serata a Rivignano Teor, perché in realtà l'eleggere la Miss è il pretesto anche per parlare di una città. L'altra settimana abbiamo avuto Monfalcone, oggi abbiamo un'altra bella città della nostra regione ricca di eventi, e quindi io invito a raggiungermi qui l'assessore Angela Piantoni, assessore alla cultura e manifestazioni culturali in genere. Io mi sposto, lascio lei al centro, così manteniamo le distanze, perché almeno qui senza mascherina. Buonasera assessore. Buonasera. Cosa combinate di bello a Rivignano Teor? Ma noi siamo sempre un comune abbastanza in fermento. Devo dire che parlare adesso di eventi culturali lo si fa un po' con l'amaro in bocca, proprio per quello che l'emergenza Covid ci ha portato. Cerchiamo di essere positivi, quindi cerchiamo non soltanto di mettere in campo dell'energia per riportare le persone nelle piazze e agli eventi culturali, ma anche di programmare per speriamo, un prossimo futuro. E ci sarà il mio collega poi Andrea Comuzzi, che vi racconterà nel dettaglio quello che succede in particolare in Villa Ottelio, che è uno dei luoghi, diciamo, di interesse culturale che noi cerchiamo di promuovere il più possibile, perché realmente è un luogo del cuore, come tra l'altro appunto è stato iscritto anche al FAI per questo motivo. E lascio poi appunto a lui questo campo, anche perché lui rappresenta il comitato che è nato spontaneamente e che si occupa della promozione della villa. Ma ci sono diverse cose in cantiere, in particolare mi riferisco alla rassegna Parole a colazione, una rassegna letteraria che ormai da 7 anni noi organizziamo. Normalmente sarebbe composto da 2 eventi, due edizioni, una primaverile e una autunnale. Diciamo che il Covid ci ha un po' rallentati, per cui abbiamo dovuto limitarci all'edizione autunnale, edizione che è da 2 anni finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul bando delle attività produttive. Parole a colazione è non soltanto una rassegna che presenta i libri, dei libri diciamo usciti da poco e non solo, ma è anche un'occasione per promuovere il territorio, perché è nata come un momento conviviale, quindi la colazione inizia la mattinata, si svolge la domenica mattina e si svolge nelle ville storiche o nelle attività tipo bed and breakfast, agriturismi, e quindi questo ci permette di far conoscere i luoghi alle persone che stanno arrivando sempre più anche da fuori regione addirittura. Per questi eventi abbiamo avuto date con presenza addirittura di 150 persone. Bellissimo. Cosa che adesso purtroppo sarà un pochino meno possibile, ma però bisogna continuare, bisogna avere l'obiettivo, e credo che una trasmissione come questa lanci anche, lo sta facendo Telefriuli, dico la verità, in genere, perché fa delle trasmissioni in questi ultimi mesi, soprattutto in quest'ultimo anno, proprio dedicate anche un po' allo svago, in maniera anche intelligente spesso, però un po' di leggerezza ci vuole ed è fondamentale. Certo. Ne parleremo dopo in maniera più approfondita, però non possiamo non parlare della Fiera dei Santi. Arriva novembre, manca molto tempo, con tutte le precauzioni possibili, però non possiamo non accennarlo. No, e infatti è uno dei nostri obiettivi, sempre nella speranza che
che questa emergenza ci lasci lavorare quest'anno. L'anno scorso abbiamo lavorato per programmarla, ma poi siamo a malincuore, abbiamo dovuto annullarla. La Fiera dei Santi è una fiera ormai millenaria e che fa parte della storia del Friuli, non soltanto di Rivignano Teor, per cui veramente ha una frequentazione che, come dicevo prima anche per Parola a Colazione, ma ancora di più le persone che la frequentano arrivano da fuori regione ed è un appuntamento che tutti aspettano con grande attesa. È una fiera che appunto, come dice anche la scritta in sovraimpressione, affonda nella notte dei tempi. Ci sono parecchi eventi, tra cui io ricordo in modo particolare, per la sua particolarità proprio, il Festival Mondiale della Canzone Funebre. La fiera appunto si svolge il 1° e il 2 novembre, quindi in occasione dei Santi e della Giornata dei Morti, ma per noi è un'occasione non soltanto per ricordare i nostri cari che non ci sono più e la magia o anche un po' il mistero che c'è attorno a questa notte, ma anche per sdrammatizzare un po' questo momento. Quindi abbiamo scelto ormai da anni di, un po' anche riprendendo una tradizione antica che era il famoso ballo sul brear, no? In cui appunto nella notte dedicata ai morti si ballava sul tavolato di legno facendo un grande rumore per, diciamo, esorcizzare un po' la paura, e quindi riprendendo questa tradizione in modo un po' collaterale abbiamo iniziato questo festival ormai da moltissimi anni, penso che non ci ricordiamo nemmeno più la prima edizione, dove i musicisti e i cantanti presentano delle canzoni sul tema della morte. Sono serie a volte, sono meno serie altre volte, e ogni cantante, di solito ogni musicista, presenta anche un inedito, quindi scritta apposta per questa... Ma le cose sono fatte bene, certo. o si fanno bene o non si fanno. Esatto, quindi esatto. Ma guardi, è bello sentire tutto questo, poi avremo altro di cui parlare, abbiamo accennato altre iniziative, ma ne parleremo più tardi. Intanto io la ringrazio, la faccio accomodare. Prima di andare in pubblicità approfitterei della Jennifer, vediamo se stai pure seduta lì, magari prendi il microfono, la nostra Miss, ecco qui, ha ricevuto il microfono, quello giusto, la nostra Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia. Senti, ti chiedo una battuta velocissima, poi ti faremo una chiacchierata un pochino più approfondita. Sì. Tu sei seduta bella comoda lì. Sì. Vedi queste ragazze sfilare, un'emozione che tu hai provato 2 anni fa, perché per diventare Miss Italia, per diventare Miss Friuli Venezia Giulia, tutte quante fanno lo stesso percorso. Si fa una selezione, chi vince la selezione va alle finali regionali, la vincitrice di ogni finale regionale va alle prefinali nazionali. Poi c'è l'elezione di Miss Friuli Venezia Giulia. Tu sei stata nel 2019 Miss Friuli Venezia Giulia. Rivedere queste ragazze, cosa provi? Allora, sicuramente mi medesimo nella loro paura, nel loro timore iniziale, ma la cosa che mi ha sempre caratterizzato era la voglia di andare avanti e di migliorarmi anche. E quindi provo veramente un'emozione grande nel vedere altre persone che hanno voglia di arrivare, di mettersi in gioco, e mi fa piacere per loro. Molto bene. Adesso sai cosa devi dire? Ed ora pubblicità. Ed ora pubblicità. Detto da te, ridilla perché adesso stanno inquadrato. Andate su Jennifer. Ed ora pubblicità. Avete capito? Pubblicità. Pronti per Miss in Onda, questo stacchetto che ormai ci sta entrando, Allora, io mi rifaccio da parte perché andiamo a vedere ancora una volta il secondo gruppo delle concorrenti. Le abbiamo viste prima singolarmente con la loro uscita in abito, adesso le rivediamo insieme, però le suddividiamo a gruppi. Quindi andiamo con la numero 7, 8 e 9. Arrivano prontissime, eccole qui. Prontissime, bellissime, come tutte le ragazze che fanno Miss Italia, le ragazze sono tutte belle. Passo avanti per Maylin numero 7. E poi per Erika, la numero 8. E poi per Sara, la numero 9. Ed ora l'automatismo, tac, si parte e si rientra in visto? Ale! Diamo il tempo di rientrare e così saranno prontissime la 10 e la 11. Eccole qui.
Passo avanti per Ambra, la numero 10. E per Chiara, il numero 11. Potete rientrare, grazie. Brave, brave, brave le nostre ragazze. Fatevi un applauso, perché nel cammino l'applauso se lo fanno. E a questo punto vorrei un'amica con me sul palco. Sta arrivando Marisa Benes. Eccola! Arriva al microfono, Marisa, io mi faccio da parte, ormai lo conosci questo palco, no? Sai che dobbiamo stare lontani, vicini sempre perché siamo amici, ma lontani su questo palco. Almeno un metro. Marisa è un volto conosciuto a Telefriuli, ci ha fatto compagnia in tante trasmissioni, tra l'altro in alcune mie è stata davvero graditissima ospite e presenza importante con i suoi ballerini e non potevamo non invitarti anche questa sera e grazie. Club Diamante FVG. Club Diamante FVG, sempre la nostra attività principale è il ballo di coppia, danze standard, danze latinoamericane. E questa sera abbiamo una coppia che abbiamo preso un po' per i capelli perché sono Alexei e Eli, ed Eli sta seguendo un corso per musical a Milano dell'Accademia del Sistina, proprio, che ha sede a Roma, ma durante il corso estivo viene fatto a Milano, quindi è partita stamattina alle 10 da Milano ed è arrivata e poi domani tornerà. E Alexei che invece parte per la Russia, il suo paese natio Vladivostok, domenica, quindi abbiamo l'occasione di averli qua. Loro balleranno un pezzo splendido, una canzone di Dean Martin famosissima, That's Amore, quindi riguarda le danze standard, è un valzer. A voi Alexei ed Eli. A voi. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like a pasta fazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When long moon hits your eye like a big piece of pie, that's amore. That's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella, hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool, just like pasta fazool, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Ma che bravi! Club Diamante FVG, bravissimi! Complimenti, bravissimi. Grazie, grazie davvero.
A me girava la testa e veniva dolore cervicale solo a vederli in alcuni movimenti, e io, poi ce lo spiegherà Marisa perché le rivedremo dopo, loro possono ballare, stare vicini senza la mascherina, perché poi Marisa entrerà nel termine tecnico migliore, però insomma loro sono atleti riconosciuti e quindi a loro è concesso fare questo. Ci tengo a precisarlo, insomma, perché è doveroso. Bene, a questo punto altro amico di Rivignano Teor, il presidente della Proloco Cuore dello Stella di Aris, Sandro Zoccolan. Buonasera Sandro, grazie per essere intervenuto a questo appuntamento. Possibilità. Allora, so che state combinando tante cose belle e buone. Cominciamo a parlarne. Come Proloco innanzitutto, di cosa vi occupate, la vostra Proloco? Un po' di cultura in generale. Facciamo parte anche del partner come PSR, Stella Boschi e Laguna. Quindi sono coinvolti altri comuni, altre associazioni e privati. Abbiamo fatto questo gruppo di consorzio e siamo anche noi dentro. Come Proloco dopo abbiamo varie manifestazioni, siamo coinvolti con altre associazioni anche, con le altre Proloco del comune, la Proloco di Teor, la Proloco di Rivignano, e noi iniziamo con la prossima settimana, col 24, iniziamo la Sagra dell'Anguilla. Esatto, so che è imminente, quindi amici segnatevi la data, perché dal 24 luglio fino al... Il 24, il 25, il 31 e 1 agosto. Segnatevi queste date. Eccolo qui, ci viene a supporto la regia che dà questa immagine. Allora, di che cosa si tratta? Vediamo l'Anguilla, perché si nota. Sì, di cosa si tratta questa iniziativa? La Sagra dell'Anguilla, già la parola dice cosa facciamo principalmente da mangiare. È una sagra che siamo vicini ai 60 anni, quindi... un appuntamento storico oramai, possiamo definirlo quasi storico, nel senso che... Oltre all'anguilla, dopo abbiamo le solite grigliate, le classiche grigliate con la costa, salsiccia... Le solite. No, io credo che sia io credo che 60 anni di storia si facciano sentire anche quelle che sono... Per noi sono le solite, perché in quanti siete che lavorate in questo gruppo? Allora, prima della pandemia eravamo dai 40 ai 50 persone. Però. Le serate clou, insomma. Quindi è un bel lavoro. Un bel numero. Naturalmente quest'anno abbiamo la sagra ridotta, certo. Nel senso che non possiamo fare ballo, quindi non abbiamo musica, abbiamo solo musica di sottofondo e naturalmente con tutte le distanze facciamo numeri di turnazione praticamente. Infatti stavo leggendo turni da 200 posti a sedere all'aperto. Si può anche venire a prendere per asporto, quindi se uno vuole approfittare di assaggiare quello che fate magari comodamente a casa perché preferisce, si può fare. Sì, si può fare, facciamo anche per asporto. Vedo che c'è il marchio Facebook anche, quindi eventualmente avete una pagina Facebook dove si possono trovare tutte le informazioni sull'email, c'è anche l'email. prolocoaris@gmail.com. Molto bene, molto bene. È facile. Molto bene. A questo punto, quando si parla di queste feste, parlarne è bello, è interessante, ma poi bisogna andare a frequentarle, assaggiare quelle che sono le proposte enogastronomiche, perché sono davvero le realtà di promozione del territorio. Questo è il bello. Infatti, guardi, ne parlavamo proprio prima, perché qualcuno ci chiede, ma perché avete portato Miss Italia in televisione? Perché Miss Italia è da sempre l'evento di piazza per eccellenza. E quest'anno, siccome si era capito che ovviamente delle difficoltà ad organizzare delle manifestazioni in piazza ci sarebbero state, si fanno con tutti i limiti, abbiamo pensato insieme a Telefriuli, modashow.it, Paolo Rizzotti, insieme a Telefriuli, perché non portiamo le piazze in televisione col pretesto di Miss Italia? E quindi noi non possiamo fare altro che suggerirvi di andare a trovare queste realtà, a frequentarle, anche perché secondo me è importantissimo che voi abbiate il supporto e il calore delle persone, perché è fondamentale. È quello che in questo momento manca. Questo è fondamentale. Sì, cerchiamo di continuare la nostra tradizione anche con questi problemi che ci sono. Quindi la presenza è il miglior supporto, il miglior stimolo per le amministrazioni comunali e per tutte le Proloco e le associazioni che organizzano eventi. Bisogna sostenerle con la nostra presenza, nei limiti, rispettando, ma dobbiamo esserci. Questo è importante. Grazie, noi magari ci vediamo dopo. Ha qualcos'altro da aggiungere? Per adesso no. No, altre manifestazioni che facciamo, la più importante, è, oltre alla sagra, è la
Pignarol sul fiume Stella, davanti alla villa Savorgnan. Quello il 5 gennaio. Perfetto, il 5 gennaio. Grazie. Prego. Ci rivediamo. Molto bene. Allora, prendi un microfono, Jennifer, perché mi dicono che se lo dici tu ha tutto un altro effetto. Vai sulla telecamera. Pubblicità. Avete capito? L'ha detto Jennifer, quindi state con noi, pubblicità. Ci vediamo subito dopo. E siamo sempre qui su Telefriuli per questa seconda puntata e mezzo di Miss in Onda. Perché dico e mezzo? Perché noi siamo partiti con l'elezione di Miss Telefriuli, poi è partita Miss in Onda la scorsa settimana con Monfalcone e questa sera parliamo degli amici e con gli amici di Rivignano Teor. Ovviamente si alternano le sfilate delle nostre candidate al titolo di Miss in Onda Rivignano Teor con quelli che sono gli interventi degli amici di Rivignano che ci vengono a parlare di quelle che sono le loro iniziative. Io adesso mi faccio da parte perché adesso andiamo a vedere le ragazze con l'uscita in body, quindi body ufficiale del concorso, il momento più importante perché in questo momento la giuria assegna il suo voto definitivo. Andiamo con la concorrente numero 1. Prima si sono presentate loro, adesso le presento io. Concorrente numero 1, Manuela, 24 anni di San Daniele del Friuli. Bene, concorrente numero 1. Ed ora andiamo con Maddalena numero 2. Maddalena, 19 anni, arriva da Trieste. Andiamo con la concorrente numero 3, lei è Marian. Concorrente numero 3, 22 anni, arriva da Tavagnato. Angelica, concorrente numero 4. Concorrente numero 4, Angelica, 19 anni di Butrio. E poi abbiamo Elisa, concorrente numero 5, 18 anni di Pordenone. Elisa, concorrente numero 5. Andiamo quindi con Anna, concorrente numero 6, 25 anni di Trieste. Anna, concorrente numero 6. Mi avvicino al centro e qui abbiamo un altro ospite che ci viene a trovare. Con noi Andrea Comuzzi, membro comitato Villa Otelio Savorgnan per quelle tante belle manifestazioni che fate in quello scenario suggestivo della vostra villa. Buonasera a lei. Buonasera a tutti. Sì, è un piacere essere qui a rappresentare, oltre che l'amministrazione comunale, il comitato Villa Otelio Savorgnan che, come è stato introdotto precedentemente, supporta e collabora con l'amministrazione nella promozione di Villa Otelio Savorgnan.
E in questo momento siamo in piena attività dopo aver candidato e concluso con successo la candidatura di Villa Autelio come luogo del cuore lo scorso anno, primo luogo, il luogo più votato in regione, e dalle immagini credo si possa ben intuire il perché. È un luogo che coniuga fascino, storia e soprattutto è il luogo in cui si narrano di vicende particolarmente importanti legate agli antesignani di Romeo e Giulietta. Ecco che in questo momento questo sito è quello che catalizza l'attenzione di vari partner, di vari soggetti che propongono, oltre all'amministrazione comunale stessa, delle iniziative. Quindi già questa sera, anzi siamo partiti già la settimana scorsa con l'opera, con il Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia, che ha fatto tappa per il 2° anno consecutivo a Villa Autelio. Proseguiamo questa sera con un teatro di una locale associazione, il gruppo Drin e Delaide, e domani sera Anatema Teatro, nel ricordo di Dante, con la partnership del Comune di Latisana, che in realtà è il soggetto promotore di questa iniziativa, uno spettacolo molto interessante alle ore 21, itinerante, quindi un teatro in cui non è il protagonista è sia chiaramente l'attore, ma è anche il pubblico che si sposterà in 8 stazioni diverse, quindi ci sarà la possibilità di vivere davvero il compendio in tutta la sua bellezza e nell'atmosfera serale. Ecco, vediamo la locandina in sovrimpressione, anzi tratta dal sito villauteliosavorgnan.it. ecco, al netto di tutte poi le date, trovate tutti i dettagli sul sito in home page, per poi proseguire con una performance accurata da noi del comitato, che vuole salutare in un certo senso la villa per come l'abbiamo vissuta e la stiamo vivendo fino ad oggi, perché entro la fine dell'anno, con lo sforzo dell'amministrazione comunale, partiranno i lavori per il recupero appunto del corpo padronale, e quindi salutiamo un po' questa fase con questa notte di mezza estate per prepararci, ecco, con slancio ancora maggiore a quando la villa fra 1 anno e mezzo, 2 anni massimo, sarà recuperata e pienamente fruibile. E poi proseguiamo, abbiamo il Collegio del Mondo Unito di Duino che ci porta alla sua scuola di musica internazionale a fine mese, la cena a corte al 3° appuntamento quest'estate già sold out, quindi purtroppo ecco, l'invito è a essere pronti per le prossime iniziative. E la partnership del FAI, quindi proponiamo delle visite guidate, perché come ho fatto cenno... Stavo chiedendo adesso la possibilità di fare visite... Prevediamo ecco, sempre l'abbinata in tutti gli eventi, la possibilità sia di coniugare qualche cosa di culturale legato all'offerta dei singoli soggetti che appunto vengono in villa, con in realtà la storia di questo luogo, che è una storia fatta appunto di commerci, ma soprattutto è uno dei siti, è l'unico sito ancora esistente in cui ormai è testimoniato per certo abbia vissuto la Lucina Savorgnan, la vera Giulietta, e sulle sponde del fiume Stella, di questo fiume colore verde smeraldo, scritti di da Porto testimoniano come loro si siano frequentati. Quindi coniughiamo questa serie di attività, visita guidata sempre e anche a disposizione per chi volesse insomma, avere anche un appuntamento particolare dedicato, e proseguiamo con gli eventi poi per tutto il mese di agosto. Ripeto, sulla home page del sito, che ora vedete in sovrimpressione, comunque i maggiori dettagli per tutte le iniziative che cerchiamo di promuovere. Molto bene, noi siamo molto felici perché continuiamo a promuovere queste iniziative. Ovviamente internet aiuta, quindi seguite tutto questo. La ringrazio, poi magari avremo modo di parlare anche più tardi altro. Intanto la ringrazio per il suo intervento. Grazie. Bene, intanto continuo a vedere queste immagini. Scusate, stavo guardando i monitor, continuo a vedere delle immagini straordinarie di questa villa, quindi non possiamo perdere l'occasione di andarla a visitare, assolutamente. Ed ora torniamo a parlare delle nostre Miss. Andiamo nell'ultimo gruppo a rivederle con il body. Maylin numero 7, 18 anni di Gemona del Friuli. Maylin concorre con il numero 7. Poi abbiamo, attenzione, che si fermi di fronte al nostro tricolore con la nostra magica corona, e andiamo con Erika, concorrente numero 8. Erika ha 20 anni,
arriva da Camino al Tagliamento, in provincia di Udine. Erika, numero 8. Quindi è la volta della concorrente numero 9, Sara. 19 anni, Sara arriva da Udine. Poi abbiamo Ambra, concorrente numero 10. Ambra ha 18 anni e arriva da Povoletto, quindi dalla provincia di Udine. E dico sempre le province perché uno dice ma come siamo qui a Friuli, sappiamo, però siete in tanti che ci seguite in streaming da tante città d'Italia e del mondo e quindi a noi piace sempre collocare anche la città da dove arrivano le nostre ragazze e la loro provincia. Concorrente numero 10 Ambra, grazie. Chiara, concorrente numero 11. 17 anni, di San Giorgio di Nogaro, quindi la provincia di Udine, concorrente numero 11. Fatevi un applauso là dietro il camerino, fatevi un applauso. Vorrei anche dire una cosa importante, alcune ragazze, magari chi ci ha seguito in altre puntate, vede che possono ripartecipare. Questo è previsto dal regolamento di Miss Italia, lo raccontiamo così siete anche un po' informati sul concorso che andiamo qui ad organizzare. Questa sera ne premieremo 6, attenzione, 6 le ragazze lo sanno già, viene comunicato dall'organizzatrice, da Paola Rizzotti, prima che inizi la serata, e ben 4 di loro andranno alle finali regionali. Perché dico finali regionali? Perché Miss Italia sapete che ha più finali regionali, tra l'altro. Vi anticipo che ne faremo una anche qui a Telefriuli, oramai è una tradizione, quindi ci vedremo nel mese di agosto per questo. Continuiamo il nostro percorso di Miss in Onda, poi sapete che qui a Telefriuli abbiamo sempre avuto un appuntamento con una finale regionale. La vincitrice di ogni finale regionale va alle prefinali nazionali e da lì poi vengono scelte le finaliste. Poi ovviamente c'è Miss Friuli Venezia Giulia che comprende un po' tutte quelle che sono le ragazze che si sono aggiudicate i vari titoli. Cosa succede? Che questa sera le 4 ragazze ammesse alle finali regionali ovviamente sono proiettate a quel percorso, alle finali. Le altre invece possono mettersi in gioco e ripartecipare a tutte le selezioni, perché il bello di Miss Italia è proprio questa: nessuna in realtà viene eliminata, ma tutte quante hanno delle opportunità, e questo è giusto segnalarlo soprattutto per i tanti amici e tante amiche che seguono da casa, che siano ragazze che vorrebbero partecipare, che siano famiglie e genitori, perché il bello di Miss Italia è anche questo, che in realtà sono i genitori che accompagnano le figlie, vengono le famiglie intere, e questo per noi è davvero sempre un grande piacere. Detto questo, questa volta lo dico io, però non con Jennifer, perché Jennifer la conosceremo dopo un po' meglio. Questa volta vi dico io pubblicità e poi ci rivediamo subito. State con noi! Eccoci qui, pronti per Miss in Onda, e a questo punto torna ancora qui con me Marisa Benes, Club Diamante FVG. Ribuonasera Marisa! Ribuonasera a tutti, ciao! Allora, io sono qua con i nostri ragazzi per vedere ballo, danza. Assolutamente. Io prima, magari sbagliando i termini, ho voluto precisarlo per chi l'avesse visto, i vostri ragazzi, i vostri atleti possono ballare senza la mascherina. Sì, certo. Ho voluto precisarlo. Sì, sono stati appena fatti tra l'altro i campionati italiani a Rimini. Si stanno svolgendo perché durano 3 settimane per tutte le specialità. Tutte le squadre di 2, singoli, di 2 o di gruppo, possono ballare senza mascherine per disposizione del CONI, in quanto formano una squadra sportiva loro stessi. Perfetto, ci tenevo a precisarlo. Cosa ci presentano adesso? Adesso vi presentano una danza molto romantica, si tratta di Vorrei incontrarti fra 100 anni, per noi è una rumba begin. A presentarvela di nuovo i nostri ragazzi Alexei ed Eli. Con noi Club Diamante FVG. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri.
saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Questo amore è un faro che brilla. Vorrei incontrarti fra 100 anni, combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore, che per il tuo bene sopporterei ogni male. Vorrei incontrarti fra 100 anni, tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri, saranno belli più di Bravi! Complimenti, mamma mia che bravi, bravissimi. Beh, insomma, Club Diamante FUG in ogni occasione, ogni appuntamento si è sempre distinto proprio per le cose, le grandi atleti, i grandi ballerini che ci riesce a presentare. Bene, adesso mi dicono, ma perché non facciamo rivedere le protagoniste di questo appuntamento, di questa elezione dove andremo ad assegnare il titolo di Miss in onda Rivignano Teor? E io credo che sia proprio importante farlo. Facciamo vedere le protagoniste di questa serata, le rivediamo una a una, iniziando dal numero 1, Manuela, concorrente numero 1. Una bella passerella con tutte quante voi, così il pubblico da casa vi rivede e sicuramente se qui non c'è l'applauso del pubblico, perché ovviamente insomma dobbiamo rispettare le normative, riusciamo addirittura forse a sentire i click della macchina fotografica del nostro fotografo ufficiale Walter Parisotto, Fotottica RB di Lignano, che è così gentile, il fotografo ufficiale di Miss Italia, Friuli Venezia Giulia in Veneto, tra l'altro è stato anche fotografo di prefinali e finali di Miss Italia, quindi grazie Manuela. La numero 2 Maddalena, dicevo riusciamo a sentire i click della macchina fotografica, ma a casa io so che voi fate l'applauso a queste bellissime ragazze che tra l'altro stanno affrontando questo palco e questa passerella in maniera davvero con la grinta giusta, nel modo giusto. Non è facile, in uno studio televisivo è un ambiente completamente diverso rispetto a una piazza, a un palco, però sono bravissime, sono le ragazze di Miss Italia come diciamo noi. Concorrente numero 2. Ed ora andiamo con Mariam, concorrente numero 3. Adesso la giuria sta facendo i conti ovviamente, quindi le ragazze in questa uscita sono assolutamente fuori gara, però ci avete fatto capire attraverso i vostri messaggi la scorsa puntata che fate vedere le concorrenti, che ci piace rivederle, quindi noi volentieri le rendiamo protagoniste di un'altra uscita. Numero 4 ci sei, Angelica, prontissima. Numero 4, poi a casa, è bello perché poi cominciano il toto scommessa, vincerà questa, a me piace di più l'altra, perché poi questo accade ed è anche il bello, insomma, di questo tipo di dirette. E quindi Elisa, concorrente numero 5. Elisa, concorrente numero 5.
Poi abbiamo Anna, concorrente numero 6. Anna, concorrente numero 6. Prontissima Mailin, concorrente numero 7. Erika, concorrente numero 8. Sara, concorrente numero 9. Numero 9. Quindi abbiamo Ambra con il numero 10. Poi abbiamo Chiara, che è il numero 11. Bene, Chiara, con il numero 11. Poi abbiamo la numero 12, Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia 2019. Quante volte, anzi no, tante volte, perché la Jennifer ha avuto un percorso anche abbastanza veloce, ricordo, nel 2019. Buonasera Jennifer. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito, ovviamente ho scherzato, ti ho fatto tornare un po' indietro nel tempo. Allora Jennifer, ti ho chiesto prima di rivedere queste ragazze, quale emozione provi e ce l'hai detto. Io ti chiedo, tu sei stata l'ultima Miss Friuli che ha fatto una finale in presenza. L'anno scorso la finale è stata fatta, abbiamo avuto ospite la Marta l'altra settimana che ce n'ha parlato, Patrizia Mirigliani ha detto dobbiamo dare un segnale, Miss Italia si deve fare, è stata fatta in maniera magari anomala, con una rappresentante per ogni regione. Tu invece hai vissuto la finale con 220 prefinaliste, 80 finaliste in diretta su Rai 1. Cosa ti ricordi di quell'esperienza? Intanto stiamo vedendo foto, perché poi tu, oltre alla Miss Italia, ti ha aiutato anche a... così, fai un percorso di modella. Queste sono foto bellissime che ti ha fatto proprio Walter Parisotto a Venezia. Cosa ci racconti di quell'esperienza? Cosa ti ricordi? Allora, io mi ritengo fortunata ad aver partecipato ed essere arrivata fino lì, perché è stata un'esperienza stupenda. È stata un po' come essere catapultata in un altro mondo. E 15 giorni poi intensi, particolarmente intensi, pieni di emozioni ovviamente che vanno dalla paura, dall'agitazione allo stupore anche di vedere un palco del genere, perché quando siamo arrivate a Jesolo sì, era meraviglioso. E poi tante amicizie comunque, perché in 15 giorni crei dei legami che non sono forti, però sono importanti comunque, perché stai passando un momento importante e ti leghi a delle persone che ti sostengono e che stanno passando le tue stesse situazioni, emozioni. E quindi ho un ricordo meraviglioso, ovviamente. Come ce lo raccontano le ragazze? Come vi cambia una finale di Miss Italia? Perché molte di voi veramente ci dicono che vi sentite cresciute, diventate più adulte. È vero che questa esperienza vi porta a questo? Sì, certo, perché comunque sei 15 giorni da solo, e ti devi mettere in gioco con gli altri, con te stesso soprattutto, con le tue emozioni, con le tue paure. Io spesso sono andata in crisi, ho pianto, 2 pianti me li sono fatti, però mi sono tirata su e sono andata avanti fino alla fine, perché non potevo perdermi un'occasione del genere, perché ero lì e dovevo andare avanti.
Senti, io ti tengo perché ho un'altra domanda da farti, ma adesso c'è una cosa, la annunciamo insieme al mio 3, vediamo se... Prima l'hai fatta da solo tu, poi l'ho fatto io, Vediamo se riusciamo. indovino cos'è. 1, 2, 3, Pubblicità. E rieccoci, siamo rimasti qui e ci siamo guardati la pubblicità anche noi con Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia 2019. Senti, le ragazze dietro sono pronte per essere premiate, tu sai l'emozione che si prova. Tu cosa consigli a una ragazza per affrontare il percorso di Miss Italia? Un consiglio che tu puoi dare? Allora, fra tutta la tensione, l'ansia che ci può essere, il consiglio più spassionato, magari forse anche scontato, è quello di divertirsi, di viversela serenamente, perché comunque, sarà che io credo tanto nel destino, però bisogna stare tranquilli e viversi a pieno, senza doversi preoccupare troppo di ciò che avviene, perché tanto comunque... Siamo tutti molto tranquilli. Brava qui. Jennifer, brava e sempre più bella, l'ha vista in video, insomma, 2 anni sono passati, ci fa molto piacere che tu sia qui con noi, perché vuol dire che hai conservato un bel ricordo. Avevo appena compiuto 18 anni che vi ho conosciuti. Bene. Non ti dico i miei, vai. Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia 2019. Grazie Jennifer, poi ci vediamo per le premiazioni. Marisa Benes, Club Diamante FVG. Pronta, complimenti Vai. a Jennifer per questa bella simpatia che trasmette sempre, mi colpisce sempre. Poi diciamolo che tu hai curato spesso le coreografie delle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia e in Veneto insieme a Paola. Ho quindi, questo onore di diciamolo. collaborare con voi, sì. Cosa ci facciamo? E ora cosa ci fai vedere? trasportano in Spagna i nostri ragazzi, è un paso doble, quindi in tema veramente caliente. Paso doble Spagna-Cani, Alexei ed Eli, che tra l'altro si sono classificati al 6° posto al campionato italiano pochi giorni fa, campionato italiano Youth 16-18 anni, classe A. Olè. Olè. Bravi, Club Diamante FVG, grazie davvero e complimenti. Io vorrei, siccome ci stiamo avvicinando alla chiusura, al momento delle premiazioni, non voglio assolutamente dimenticare i nomi di queste 3 persone fondamentali per la realizzazione del programma, che sono Paolo Bassi, che è qui di fronte a me, il cameraman, ciao Paolo, grazie, in regia Fabio Di Bernardo, insieme a Chiara Miscoria, grazie davvero perché fate un lavoro preziosissimo. Allora, prima di premiare, io darei velocemente il microfono ai nostri ospiti perché vorrei chiedere a loro, abbiamo detto sarà proprio, iniziamo da lei, da Sandro Zoccolan, una iniezione come si dice. Ci guardano da tante città italiane, addirittura dal mondo, perché streaming, il sito internet di Telefriuli è seguitissimo, ci permette anche questo. Perché una persona dovrebbe venire a Rivignano Teor? Lo chiedo a tutti quanti voi. Per l'ambiente, abbiamo un ambiente magnifico col fiume che lo attraversa, è una cosa stupenda. L'assessore a questo punto, assessore Angela Piantoni, alla cultura e manifestazioni culturali.
Beh, innanzitutto perché a Rivignano non ci si annoia mai, a Rivignano Teor non ci si annoia mai, e poi perché ci si sente a casa, accolti e benvoluti. Andiamo da invece Andrea Comuzzi, ricordiamolo, membro del comitato Villa Otelio Savorgnan. Sì, penso anch'io per l'energia che si respira, quindi non solo bei posti, belle manifestazioni, ma la gente che dà quel qualcosa in più. Ecco, e questo in realtà è la chiave per far sì che Rivignano si possa definire bene in fermento. Ecco. Molto bene, grazie agli amici di Rivignano, avete capito? Se passate in Friuli, tra le tante cose belle che potete trovare, sapete che c'è una perla in più che è Rivignano Teor. Quindi grazie per il bel lavoro che fate. Bene, e adesso è arrivato il momento di premiare, è sempre il momento più complicato. Paola Rizzotti, c'è? Sei pronta? Vieni a dare un saluto, colei che gestisce Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, lo diciamo anche in Veneto, dove poi tra l'altro sono tanti gli amici in Veneto che ci seguono. Com'è andata questa serata? Bellissimo, benissimo, brave le ragazze, ma la cosa che mi piace molto di questa trasmissione è che oltre a parlare delle ragazze si imparano tante cose. Io ho scoperto questa festa dell'anguilla, io non Ti è rimasta la mi è festa? rimasta, come anche questa bellissima villa Rivignano, fate tante cose e serve perché ci fate anche conoscere dei particolari che magari noi non potevamo sapere e conoscere, quindi grazie, complimenti a Rivignano per tutto quello che fate e ci vediamo presto perché avete veramente un bellissimo programma, grazie. Paola, sei pronta per le premiazioni? Anche tu ti avvicini Sì, sono nella zona prontissima. giuria. Iniziamo a premiare. Angela Piantoni, assessore, lei premierà la sesta classificata, si alterneranno loro, prego può accomodarsi qui. La ragazza non riceve la fascia come si fa di solito direttamente, ma le viene consegnata a mano, la ragazza poi la indosserà. Non abbiamo, anche se dietro, vadiamo dietro cosa si respira, vediamo se c'è la telecamera dietro le quinte. Eccole qui, le nostre ragazze pronte, sistemate, pronte per attendere il verdetto. Iniziamo con la sesta classificata, che è la concorrente numero 2, Maddalena Celli. Arriva da Trieste, sesta classificata. Loro non sanno nulla, le ragazze. Se passa qualche secondo, prego, può dare la fascia con segnale alla ragazza che la indosserà. Le ragazze non sanno assolutamente nulla, quindi lo vengono a sapere da dietro. Non ti preoccupare, se non la metti in maniera perfetta, poi lo facciamo per la foto. Va bene uguale, non ti preoccupare. Eccola qui, va benissimo. Complimenti Maddalena. Sesta classificata. Sandro Zoccolan premierà la quinta classificata. Pronto con la fascia, è la concorrente numero 1, Manuela Bischiutta di San Daniele del Friuli. Che bello questo applauso che arriva dalle ragazze per le ragazze. È bellissimo tutto questo. Ricevi la fascia, Manuela, da Sandro, la puoi indossare tu tranquillamente. Eccola qui. E lei è Manuela, quinta classificata. Grazie Manuela. Ed ora arriviamo in alto, arriviamo al quarto posto, importantissimo perché la quarta classificata accede insieme alla terza, seconda e prima alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia ovviamente. Andrea Comuzzi premia la quarta classificata, che è la concorrente numero 4, Angelica Drinoves di Butrio. Lei è ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Complimenti! Andrea Comuzzi ha premiato la quarta classificata Angelica, ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Venezia Giulia. Grazie. Ritorna Sandro Zoccolan per premiare la terza classificata che si aggiudica il titolo di Miss B-Match, importante azienda che segue Miss Italia insieme a Rocchetta che premierà la seconda. Quindi B-Match, ricordate, per il bellessere, per il vostro benessere andate a cercare i saloni B-Match. Terza classificata, ammessa alle finali regionali Friuli Venezia Giulia di Miss Italia, lei è la concorrente numero 8, Erika Rebellato, di Cammino al Tagliamento. Terza classificata, Miss B-Match. Eccola, è lei. Quell'emozione c'è sempre però, quel momento di emozione in queste ragazze. Grazie a te e complimenti. Andrea Comuzzi. Sarà lei a premiare la seconda classificata. Anche lei, io lo devo dire sempre, anche lei è ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Lei è la concorrente numero 6, Anna Natali di Trieste.
Seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza. Questa è la fascia che si aggiudica da sempre la seconda, molti anni la seconda classificata, Anna Natali, concorrente numero 6. Complimenti Anna. Grazie anche a lei. E a questo punto ritorna su un palco l'assessore Angela Piantoni, con lei anche Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia 2019. Io mi faccio da parte ovviamente perché non c'entro più nulla, le protagoniste sono loro. Io vorrei ringraziare tutte le ragazze che hanno partecipato, anzi le vado a citare nuovamente: Manuela, Maddalena, Mariam, Angelica, Elisa, Anna, Maylin, Erika, Sara, Ambra, Chiara. Sono state le grandi protagoniste di questa puntata di oggi di Miss in Onda su Telefriuli. Però c'è la vincitrice, colei che si aggiudica il titolo di Miss in Onda, Rivignano Teoro. Lei è la concorrente numero 7, Maylin Romero Sanchez. È lei, di Gemona del Friuli. Non ci credo, e invece è così. Ovviamente ammessa alle finali regionali in Friuli Venezia Giulia di Miss Italia. Vedo Maylin un po' emozionata, vagamente emozionata, ed è il bello di Miss Italia. È questa emozione che passa e arriva anche a noi, e per questo ringraziamo te e tutte le ragazze che in ogni serata ci vengono a trovare. Noi non possiamo far altro che darvi appuntamento. Grazie ovviamente ai nostri ospiti, grazie e un applauso grande lo facciamo e lo fate voi da casa agli amici di Rivignano Teor. Grazie davvero per averci fatto compagnia questa sera, averci parlato della vostra città, avercela fatta apprezzare ancora di più, e quindi sicuramente vi verremo a trovare. Grazie a Jennifer ovviamente, grazie a lei, grazie a Paola Rizzotti. Puoi tornare a posto, come si diceva a scuola. Ferma, tu dove vai? Tu stai al centro perché la protagonista sei tu, e come facciamo in ogni puntata, la puntata chiude su di te, sul volto bellissimo di Maylin Romero Sanchez, e noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti, alla prossima, restate sempre su Telefriuli.